fosse solo una partita, ti direi che così è la vita, cerchi un ruolo che ti vada bene. Buon pomeriggio a tutti da Graziano Campi, da Calcio Parlando, in diretta dalle frequenze di Radio Padania Libera. Puntata speciale quella di oggi per andare a discutere di quelli che sono stati il risultato di ieri sera in Champions League della Juventus, ma anche e soprattutto di derby e di campionato. Con noi in collegamento da Torino c'è Alessandro Gazzara, il nostro collaboratore. Ciao Alessandro. Ciao a tutti. Allora Alessandro, partiamo velocemente e partiamo subito facendo una bella polemica, già che ci siamo. La Juventus ha vinto 1-0, però non ha convinto e quel rigore non c'era. Cosa diciamo? Beh, diciamo che insomma non è stata sicuramente una partita entusiasmante. Il Monaco ha confermato di essere una squadra molto ostica e soprattutto molto ben piazzata in campo, perché quello che si vedeva molto bene ieri sera è che magari non c'è quel giocatore così che spicca così tanto a livello tecnico nel gruppo, ma è una squadra che è messa molto bene in campo, raddoppia molto bene in fase difensiva. Io raramente ho visto un'intensità comunque a livello difensivo di questo tipo, almeno nelle avversarie che hanno affrontato la Juve. Sì, il rigore poi non c'era, diciamo che insomma c'è stata un po' anche di fortuna, diciamo così, nello sbloccare il match. Diciamo che ci vuole anche quella. Mi sento di dire che la vittoria comunque bene o male meritata, anche perché la Juventus comunque ha creato le sue occasioni. Certo è che se i suoi avanti aggiustano la mira, perché bisognerebbe magari che cercassero di fare gol e non di centrare il secondo anello dello stadio. Ecco, io sono partito un po' polemico perché sostanzialmente c'è una dichiarazione di Massimiliano Allegri che a me non è piaciuta. Non so se tu sarai d'accordo con me o se la pensi diversamente, comunque è giusto discuterne. Massimiliano Allegri ha invitato chi non è rimasto soddisfatto della partita, chi vuole divertirsi vada al circo, che non è una bella frase sostanzialmente. Per lui basta vincere, l'unica cosa che conta è vincere. È una mentalità vincente, è una mentalità che ti senti di sposare o forse bisognerebbe cominciare a ragionare in maniera diversa? Ma io guarda, da italiano mi perdoneranno i cultori del calcio spettacolo, non ho mai amato lo spettacolo fino a se stesso. Quindi se c'è lo spettacolo e ci sono i risultati, ben venga. Credo che a un tifoso di qualunque squadra gli interessi bene o male se la sua squadra vince, e che se poi onestamente non gioca bene ma c'è comunque il risultato degli interessi. Poi la frase è stata detta a caldo, magari poteva essere detta, ti dirò, in modo diverso, però la sostanza mi trova d'accordo. In partite di questo tipo conta il risultato, non conta i colpi di tacco, il bel gioco. Si va avanti e si va avanti solamente vincendo e posso dire per esempio che l'Atletico Madrid anche a livello di Champions League non ha mostrato tutto questo calcio spettacolo, eppure bene o male in questi anni è sempre andato avanti. Cioè quest'anno li abbiamo bene o male visti spesso e anche loro non hanno fatto vedere chissà che cosa. Io sono d'accordo, mi piace parlare di risultati. Se poi abbinati ai risultati c'è anche la giocata, c'è anche lo spettacolo, ben venga, ma la cosa prima di tutto importante sono i risultati, almeno per quello che mi riguarda. Ecco, per la gara di ritorno sei ottimista o pessimista? Ricordiamo che si gioca settimana prossima di mercoledì e sarà in diretta sulle reti Mediaset, visto che oramai ve lo raccontano tutte le settimane. Settimana prossima sulle reti Mediaset. Io ieri sera ero attaccato alla TV svizzera, fate un po' voi. Sei ottimista per domani o no?
Ottimista certamente, perché comunque il risultato dell'andata fa fare un piccolo, diciamo, passo in avanti. Chiaramente bisogna un attimino che la Juve cambi il suo modo di giocare, perché la tattica usata ieri sera sicuramente a casa loro non potrà dare gli stessi risultati, e Buffon non può prenderle concretamente tutte, prima o poi sbaglia anche lui. Però io credo che se la Juve andrà a Monaco con la voglia anche di far bene, e soprattutto certi suoi giocatori appunto aggiustano la mira e fanno un po' più di movimento senza palla, diciamo che insomma ci sono tutte le carte in regola perché la Juventus passi il turno. Ecco, ricordando che ieri sera Atletico e Real Madrid hanno pareggiato 0-0 in una partita dove si sono pestati di santa ragione, questa sera ci saranno Porto Bayern Monaco e Paris Saint-Germain Barcellona, mentre domani in Europa League ci saranno due squadre italiane che giocheranno, e saranno la Fiorentina che affronterà la Dinamo a Kiev e il Napoli che affronterà il Wolfsburg in Germania. Come vedi queste due sfide, quella della Fiorentina e quella del Napoli? Ma sono due squadre che per motivi diversi, almeno nelle ultime partite, non mi sembra hanno vissuto fasi alterne. La Fiorentina, dopo la vittoria con la Juventus, sembrava dovesse spaccare il mondo, è stata riportata sulla terra rapidamente dopo alcuni risultati non convincenti. Forse la rovina della Fiorentina è stata proprio vincere contro la Juventus, però diciamo che perlomeno sulla carta dovrebbe essere un turno abbastanza, comunque non dico agevole, però sicuramente meno complicato di quello che aspetta il Napoli. Il Napoli invece affronta il Wolfsburg, che è una squadra che tecnicamente è molto preparata, con dei giocatori sicuramente interessanti, al di là insomma dell'ex juventino Bentner, che è famoso perlomeno qui in Italia più per le sue scappatelle extracalcistiche in realtà che per le sue prodezze in campo, che però insomma in Germania qualcosina ha fatto vedere, anche sorprendendo i più scettici. Però è una squadra che comunque, al di là adesso delle battute, ha dei giocatori molto forti. Penso ad André Schürrle, arrivato dal Chelsea, a Daniel Caligiuri, che è un giocatore molto interessante, a Perisic, che tempo fa era anche cercato da squadre italiane. Quindi diciamo che non sarà un turno molto facile. Credo che il Napoli dovrà mettercela assolutamente tutta, ma voglio essere ottimista e dire che può passare il turno. Ecco, cambiando argomento, andando a parlare di quello che è invece il campionato, prima di andare a parlare delle partite molto interessanti e importanti, c'è un evento che mi ha colpito particolarmente e riguarda la contestazione da parte di un gruppo di tifosi organizzati della Roma nei confronti del presidente della Roma stessa, James Pallotta, il quale li aveva etichettato come idioti tutti quelli che hanno esposto lo striscione contro la mamma di Ciro Esposito, il ragazzo morto durante gli scontri prima di Napoli-Lazio, e praticamente questi tifosi hanno risposto invitando a disertare lo stadio, perché sostanzialmente loro vantano una sorta di romanità particolare, per cui loro avrebbero dei privilegi rispetto al presidente della Roma che li avrebbe offesi. Io non so cosa dire. Non leggo il comunicato perché sinceramente mi basta dire che è un comunicato da imbecilli. Così siamo io e Pallotta ad andare d'accordo. Tu non so cosa ne pensi. Beh, guarda, vorrei dire che la cosa mi sorprende, ma sinceramente no, perché purtroppo è sintomatico anche questo di un ambiente da sempre molto comunque avvelenato. Io non so se a qualcuno capita mai di ascoltare le radio romane dopo le partite, e sembra veramente che
in alcuni casi che certe persone si tolgano la sciarpa allo stadio, entrino in una radio e sbraitino dicendo di tutto e di più. Quegli striscioni sono vergognosi ma non inaspettati, perché purtroppo è un ambiente, come dicevo prima, dove finché le cose vanno bene, dove ci sono i risultati, dove si può sognare in un certo modo qualcosa, funziona tutto. Nel momento in cui ci sono le difficoltà, sono ambienti che si affossano molto facilmente. Io faccio un paragone, voglio precisare prima, non è per gli striscioni, non è per niente, ma sull'ambiente in sé, su quanto è duro con anche la realtà di Napoli. Sono due realtà che negli ultimi anni sono arrivati ai vertici del calcio italiano, sfruttando anche, se vogliamo, la crisi di Milan e Inter, ma sono due realtà che sono spesso abituate ad esultare dopo la singola partita, non hanno una mentalità di arrivare fino in fondo, non hanno una mentalità nel reggere un determinato tipo di pressione, e poi questi fattori qua influenzano anche molto i tifosi. Se poi si usa anche un linguaggio sempre molto duro, sempre quasi violento, possiamo anche definirlo violento, senza paura, diciamo così, e poi capitano anche purtroppo queste cose che sono bruttissime, ma non devono sorprendere, purtroppo non devono sorprendere. Ecco, torniamo a parlare di calcio giocato dopo questa doverosa parentesi, e ricordiamo che praticamente oggi si gioca il recupero dell'ultima partita che mancava al Parma per essere in linea con le altre squadre, dopo che praticamente 2 gare erano state sospese per i noti fatti legati ai problemi finanziari. Oggi si giocherà alle 18:30 Genoa-Parma. Il Parma ha ottenuto dal tribunale il permesso di proseguire fino alla fine della stagione, quindi non c'è più il rischio che il campionato venga bloccato. C'è da dire che il Parma in questo momento, senza penalizzazioni, sarebbe a 2 punti dal Cagliari e addirittura potrebbe sorpassarlo nel caso dovesse vincere, l'avrebbe virtualmente sorpassato in caso di vittoria oggi, e sostanzialmente si sta giocando una serie di partite che comunque sono fini a se stesso. La vittoria sulla Juventus è stato un buonissimo risultato, una bella soddisfazione anche per i tifosi del Parma sicuramente, però non so quante persone stasera saranno interessate a vedere Genoa-Parma, una partita buttata un po' lì, un po' come secondo me si sta buttando via il campionato italiano in generale, senza sapere gestire come si dovrebbe quello che una volta era il fiore all'occhiello del calcio mondiale. Cosa ne dici? Il campionato italiano sta purtroppo navigando a vista, cioè vede quello che succede nell'immediato oggi, non sa almeno per il momento vedere quello che succederà domani. Sul Parma, guarda, che ti posso dire, sinceramente c'è anche un po' di ammirazione verso quei giocatori, perché bene o male in diversi sono rimasti lì pur avendo la possibilità anche di andare da altre parti, di giocare tranquillamente, credo, in qualsiasi realtà a livello di Serie A. Penso a un giocatore come Mirante, penso allo stesso Lucarelli, Cassani, Lodi, Nocerino, Jorquera, che a livello personale posso dire che è un giocatore che mi piace molto. Sono fini a se stesse queste partite, certamente, perché la situazione comunque del Parma è quella che è, e quindi non sapremo l'anno prossimo dove lo vedremo, se sarà un fallimento controllato lo vedremo in Serie B, se lo vedremo in Serie C, se addirittura comunque nei campionati comunque diciamo a livello regionale. Però comunque per certi versi è anche bello vederli giocare, vederli vincere e dare un minimo anche di soddisfazioni a una tifoseria che quest'anno le ha sentite di tutte di più, ha visto i più disparati personaggi accostarsi alla loro società, quindi per certi versi sono anche partite interessanti da vedere. Gli auguro per certi versi di vincere stasera, anche se
obiettivamente contro il Genoa è abbastanza difficile, perché il Genoa insomma avrà tutto l'interesse a vincere per magari provare a rientrare verso l'Europa, anche se per loro è abbastanza difficile, però ovviamente tutto è lecito, bisogna provarci. Ecco, ricordando le partite che si giocheranno invece nel weekend, ci saranno Sampdoria-Cesena alle 18, Juventus-Lazio alle 20:45 di sabato, mentre domenica alle 12:30 ci sarà Sassuolo-Torino, alle 15 Chievo-Udinese, Roma-Atalanta, Palermo-Genoa, Empoli-Parma, alle 18 ci sarà Cagliari-Napoli, Milan-Inter alle 20:45 di domenica e Fiorentina-Verona lunedì 20 aprile alle 20:45. Ti chiedo una battuta veloce, abbiamo un minuto, sul derby della Madonnina, che quest'anno sarà piuttosto mesto, piuttosto in sordina. Sì, sicuramente è il derby delle deluse, però comunque mantiene secondo me il fascino di essere il derby di Milano. A livello personale vedo decisamente per assurdo favorito il Milan, perché secondo me potrebbe vincere. Ti ringrazio. Ciao Alessandro, ci sentiamo la prossima volta. Per adesso è tutto, mandiamo un attimo la pubblicità e ci sentiamo tra poco con un nuovo ospite. Commissario Dixon, abbiamo fermato il sospetto.
422. Eccoci, bentornati in onda da Calcio Parlando e da Graziano Campi. C'è con noi in linea Guido Vaciago, prima firma di Tutto Sport, che saluto. Ciao Guido. Buongiorno a voi. Eccoci Guido, allora sei qui con noi, volevo chiederti un po' come hai visto la Juventus ieri sera? Come hai visto la Juventus ieri sera anche alla luce di quelle che sono state le polemiche del dopo partita con un Allegri che ha invitato chi non si è divertito ad andare al circo? Tu lo sai che io non sono un allegriano, Certo. Però stavolta c'ha ragione lui, ma proprio su tutta la linea. Ho trovato stucchevole e anche un po' fastidioso l'atteggiamento della critica nei confronti di Allegri, perché allora dobbiamo decidere se l'atteggiamento maturo che ha avuto la Juve, un po' cinico, se vogliamo certamente non spettacolare, va bene se lo fa il Cholo Simeone, e se lo fa la Juve invece no, la Juve è brutta, eccetera. Non è che tutte le volte si può fare la partita contro il Borussia Dortmund al Westfalenstadion, anche perché ti trovi davanti un avversario rognoso come è stato il Monaco ieri, e anche tutto il tuo gioco offensivo va a quel paese. E non solo, la Juve non attraversa una fase di condizione atletica che le consentiva di fare una partita spettacolare. Quindi come ho visto la Juve? L'ho vista benino, l'ho vista una squadra matura che in una condizione, in circostanze particolarmente ostiche, è riuscita a tirar fuori il meglio che poteva tirar fuori, cioè un 1-0 che in qualche modo non ipoteca la qualificazione ma la mette sicuramente in discesa. Ecco, forse qualcuno ha sottovalutato il Monaco, tu hai parlato di critici, forse i critici non hanno seguito molto bene il Monaco, che secondo me si è dimostrato una buona squadra, una buonissima squadra. Una squadra tignosa, una squadra che si è messa con un 4-4-2 molto, molto corto, le linee vicine, una difesa ordinatissima, la Juve non trovava spazi. Tevez è impazzito perché non riusciva a giocare né tra le linee, non aveva spazio, quindi ha iniziato provando a vedere se trovava in qualche modo libertà fra le linee, ma non trovava perché le linee si accorciavano molto e stringevano. Ha provato la soluzione personale, la soluzione di saltare l'uomo, ma anche lì erano sempre pronti a raddoppiare. A un certo punto è andato proprio in crisi perché l'unico modo, e infatti sono state poi le occasioni della Juve sono state create in quel modo, erano i lanci di Pirlo che giocava da fermo, ma tutte le volte che tocca la palla in ogni caso riesce a metterla millimetricamente. Non a caso l'azione del contestato rigore nasce da un suo lancio, oppure Tevez è stato pescato a un certo punto, se non vado errato, da Marchisio quando poi ha sbagliato il gol, ma sempre cross lunghi, sempre a scavalcare le linee, perché lo schieramento fatto da Jardim era ottimo. Poi il Monaco dal punto di vista tecnico non ha fenomeni, se al posto di Carrasco c'era, non dico Cristiano Ronaldo, ma sarebbe bastato un Bale o un James Rodriguez, è rifinito, perché la Juve avrebbe preso gol subito e la partita sarebbe stata un'altra. Per fortuna c'era Carrasco, per fortuna c'era Martial che mi ha deluso fortemente, per fortuna c'era Moutinho che è un giocatore buono ma certamente non un fuoriclasse, e quindi poi tutta questa organizzazione tattica del Monaco non riesce poi a tradursi in gol, non riesce poi a tradursi in una superiorità anche tecnica. Però è una squadra rognosa e ti do ragione, molti l'hanno sottovalutata. Ecco, prima hai parlato anche della condizione la condizione atletica dei giocatori della Juve, l'hai definita non proprio ottimale se non ricordo male. Dopo la sconfitta col Parma in molti hanno detto la Juventus col Parma un po' ha riposato perché comunque ha la testa alla partita col Monaco. Diciamo che si è parlato molto di questo pragmatismo allegriano che è un po' in contrasto con quello che invece era la volontà di Conte dell'anno scorso di andare sempre a 100 all'ora. La questione è veramente pragmatico, cioè la Juventus sta cercando di dosare le forze o c'è un calo tecnico del quale bisognerebbe tenere conto? No, per me c'è un calo fisico netto, e Parma non è stata una sconfitta calcolata, tant'è vero che Allegri era arrabbiato come un puma alla fine della partita, e anche durante, se possiamo pensare che magari prima
possa aver simulato, certamente non perde la voce durante i 90 minuti se è convinto di far riposare la squadra. Lui voleva vincere quella partita perché voleva mettere al sicuro il campionato, perché comunque poi gli allenatori, al di là della scaramazia, vedono sempre i fantasmi di rimonte o di situazioni per le quali passerebbero alla storia in negativo, e quindi lui non voleva far riposare la squadra. Ha fatto turnover, questo sì, ma voleva che la squadra giocasse a 1000, e la squadra Parma non ha giocato a 1000, come non ha giocato a 1000 ieri. In questa fase della stagione ho spesso visto le squadre trovare e perdere la forma nel giro di una settimana e poi ritrovarla, insomma. I tempi sono molto più corti rispetto all'autunno e all'inverno, quando invece i periodi di i periodi di calo possono essere più lunghi e i periodi di forma più lunghi. Sembra un po' come la primavera accelera i cicli, e quindi non mi stupirei di vedere una Juve brillantissima fra una settimana a Monte Carlo, ecco. E invece contro la Lazio che cosa dobbiamo aspettarci? Una Juve che cercherà di chiudere definitivamente il campionato, o che farà ancora turnover e cercherà di risparmiarsi un attimino? Per me Allegri non fa turnover contro la Lazio, per me contro la Lazio cerca di chiudere il campionato. Se Allegri dovesse fare una brutta partita contro la Lazio, innesca tutta una serie di cattivi pensieri che non sono poi propedeutici alla partita di ritorno col Monaco. Quindi io credo che Allegri contro la Lazio faccia giocare i migliori. Credo anche che verrà fuori una bella partita, e credo anche che la Lazio non può vincere in eterno. Ecco, di poche ore fa la notizia di Klopp che vorrebbe lasciare il Borussia Dortmund. Potrebbe scatenarsi tutta una serie di cambi di panchine. Sappiamo anche che Benitez, ad esempio, con tutta probabilità lascerà il Napoli, ma non è solo lui. Si libererà probabilmente la panchina del Milan. Non sappiamo se Mancini resterà all'Inter. Allegri non ha ancora rinnovato, mentre hanno già rinnovato Marotta e Paratici. Se arrivasse un'offerta importante, pensi che potrebbe essere tentato, o farà rispettare il contratto e andrà avanti con la Juventus? No, io credo che Allegri in questo momento sia nella migliore società possibile per lui. È un matrimonio d'amore, non è un matrimonio di interesse. Hanno trovato la dirigenza ha trovato l'allenatore che forse più di Conte, più di ogni altro, può in qualche modo assecondare le esigenze della società, e tutto sommato l'allenatore ha trovato una società che lo ha rilanciato, che gli ha permesso di vincere questo scudetto, di andare avanti bene in Champions League. Ci sono prospettive per un mercato interessante. Io credo che Allegri sarebbe un pazzo a lasciare la Juve, a meno che non lo chiami il Real Madrid, ma io ci penserei anche, per vedere la fine che fa Ancelotti, che viene contestato dopo aver vinto la Champions League, che al Real Madrid mancava da 13 anni. Quindi, voglio dire, ecco, però scusa. No, da quel punto di vista io credo che Allegri rimanga, e credo che alla Juve siano felicissimi di Allegri. Klopp, farei attenzione a prenderlo. Qualunque squadra italiana pensi a Klopp deve mettersi in testa che Klopp ha funzionato in una società che aveva delle idee chiarissime, che non aveva urgenza di vincere, che doveva ricominciare da un semifallimento economico, puntando sui giovani e non avendo come dire, urgenza di crescita. Quindi al Milan no, cioè se il Milan pensa a Klopp, no, perché il Milan è una squadra che al di là dei possibili cambi societari l'anno prossimo vuole tornare ai vertici. Magari non a vincere lo scudetto, ma certamente non può mettersi in testa di fare un'altra stagione di transizione per crescere, eccetera, eccetera. Il Borussia Dortmund si poteva permettere questo, e Klopp ha portato avanti un discorso che ha dato i suoi frutti dopo un po' di anni. Quale squadra italiana è disposta ad aspettare un po' di anni, di lavorare con Klopp sui giovani e di costruire mattoncino per mattoncino? Qua in Italia vogliono il grattacielo fornito e finito nel giro di un'estate. Sì, certo. Quindi praticamente ad Allegri compreranno finalmente questo trequartista? Io credo di sì, ma tutto dipenderà dalla volontà di Tevez, perché credo che se Tevez dovesse decidere di raggiungere il Boca Junior prima del tempo,
alla fine la Juve si ritroverebbe con un bel problema, perché dovrebbe sostituire Tevez, e quindi sostituire Tevez non lo sostituisci con un trequartista, devi pensare a un attaccante che con caratteristiche simili, insomma sarebbe un bel problema, e a quel punto il mercato della Juve verrebbe un po' stravolto. Se Tevez invece dovesse rimanere, credo che potrebbero concentrarsi anche sul trequartista. Da Oscar in poi vanno un po' tutti bene, cambiando definitivamente modulo, quindi passando a un 4-3-1-2. Ufficializzando il 4-3-1-2 con un trequartista di ruolo e non uno riciclato, insomma. Ecco. Uno dei, diciamo che in queste ore, in questi giorni, a voi avete dato la notizia del rinnovo da parte di Marotta e Paratici, che resteranno altri 3 anni con la Juventus. Non è ancora stato messo niente nero su bianco, ma le indiscrezioni sono molto forti. È un segnale di continuità molto importante anche a livello tecnico, a livello gestionale. La Juventus intanto non si vuol fermare su Calciopoli. Leggevo ieri un tuo articolo molto interessante. Tu sei stato uno dei giornalisti che più ha seguito la vicenda Calciopoli. Volevo chiederti un attimino di riepilogare un po' quella che è la situazione in questo momento. La situazione è di attesa. Stiamo tutti aspettando le motivazioni della Cassazione, perché sulla base di quelle motivazioni si potrà avere il quadro finalmente definitivo sul fronte penale. Naturalmente non è che servono solo quelle, cioè possono bastare già alcuni elementi che sono stati acclarati nei primi 2 gradi di giudizio per in qualche modo già delineare un quadro che per quanto mi riguarda vede la Juventus con buone possibilità per fare un ricorso all'articolo 39. Con quali risultati non lo so. E esiste sempre anche il ricorso al TAR, che secondo me ha acquisito in qualche modo anche un po' di sostanza nel corso di questi anni, e anche la sentenza della Cassazione in qualche modo ha rafforzato. Ecco, abbiamo parlato appunto di questo. Diciamo che il punto di riferimento per quanto riguarda Calciopoli è Andrea Agnelli. Abbiamo detto che Marotta e Paratici hanno rinnovato, Allegri dovrebbe restare, Andrea Agnelli invece è molto corteggiato anche dalla Ferrari. Potrebbe restare perché se resta lui è sicuramente un punto fermo, se no potrebbero esserci nuovi scenari. Cosa ne pensi? Ma guarda, ne penso che è sempre molto difficile capire Andrea Agnelli, perché Andrea Agnelli è un uomo che non comunica molto per scelta, oculata, attenta, studiata, quindi su di lui circolano indiscrezioni che però di solito non sono mai di prima mano. Quindi confermarti il fatto che Andrea possa finire quest'anno, l'anno prossimo, fra 2 anni alla Ferrari, è una conferma di quella che è una voce. È molto difficile verificarla. Quando c'è stato modo di parlare con lui direttamente, lui ha sempre negato questa possibilità. Però può essere anche una smentita strategica. Io credo comunque che anche qualora Andrea dovesse andare alla Ferrari, terrebbe un piede nella Juventus, non fosse altro un piede dal punto di vista affettivo, e comunque continuerebbe a far parte della famiglia. E quindi io credo che anche con Agnelli alla Ferrari la battaglia di Calciopoli verrebbe continuata probabilmente dallo stesso Agnelli, che spingerebbe e che darebbe un input ai suoi uomini e comunque agli uomini che governano la Juventus perché non mollino quel fronte. Ripeto, è difficile da adesso, con quello che abbiamo in mano noi, capire che cosa possa succedere sia in sede sportiva sia in sede di TAR. Io posso formulare delle ipotesi. Io credo che la Juventus abbia delle buone carte da giocarsi al TAR, perché comunque in tutte le sedi penali è stata prosciolta, in tutte le sedi civili non è stata riconosciuta la sua responsabilità, quindi nessuno per esempio si può rivalere sulla Juventus per danni delle squadre che in qualche modo, penso al Bologna per esempio, volevano dei soldi. Tutt'al più potranno rivalersi, ma anche lì è tutto da vedere, su Moggi e Giraudo. Quindi insomma dal punto di vista amministrativo la posizione della Juventus è in qualche modo più forte
Dal punto di vista sportivo noi sappiamo che esiste la responsabilità oggettiva diversa, e quindi il fatto che Moggio e Giraudo non abbiano raccolto una soluzione piena, ma siano stati prescritti. La prescrizione, ricordiamola, è un limbo, se vogliamo così definirlo, tra la condanna e l'assoluzione. In qualche modo rende la posizione della Juve nell'articolo 39 non completamente pulita, se vogliamo così dire. Certamente a fronte di tutta una serie di cose che sono emerse, che non staremo qua a elencare, ma che i calciopolari più incalliti sanno benissimo, la Juventus può presentarsi davanti alla giustizia sportiva con un'oggettiva ragione di sostenere di essere stata punita troppo nel 2006. Sostenere l'innocenza completa proprio in virtù della responsabilità oggettiva molto stringente nel calcio diventa difficile, ma sostenere che la revoca di 2 scudetti e la retrocessione in Serie B con la penalizzazione fossero una pena eccessiva per una società che non aveva alterato i campionati e che non ha fatto tutta una serie di addebiti che invece erano stati riconosciuti da Sandulli, io credo che questo sia in qualche modo pacifico, e a quel punto la revisione del processo bisognerebbe vedere a che cosa porta. Noi sappiamo benissimo che il sogno di Andrea, o forse chiamiamolo obiettivo, visto che lui è molto determinato, è quello di riportare a casa i 2 scudetti. Non so se ci riuscirà, ma questo è il suo obiettivo. Dall'altra parte c'è una federazione che ha paura del ricorso al TAR e quindi vorrebbe in qualche modo trovare una mediazione sportiva, scambiando la mediazione sportiva con il ritiro da parte della Juve del ricorso al TAR. E bisogna vedere se questa situazione si risolve intorno a un tavolo in una stanza segreta e si risolve con una trattativa e un compromesso, o se si risolve nelle aule dei tribunali. Nelle aule dei tribunali la cosa, come dire, per certi versi paradossale, è che la Juve è più forte al TAR e un po' meno forte in sede di giustizia sportiva, però proprio la giustizia sportiva in questo momento, perlomeno la FIGC, quindi le istituzioni sportive, tendono la mano alla Juventus perché hanno paura del TAR. È una situazione intricata, una situazione che ormai non è soltanto più solo giuridica, ma è entrata anche nell'ambito del politico. Ecco, prima di salutarti ti chiedo proprio un'ultima cosa al volo che riguarda quello che è successo ieri sera. Ai margini di Juventus Monaco ci sono stati 2 arresti e 3 denunce. Il problema della giustizia negli stadi è abbastanza forte. Sai che c'è stata la polemica tra Pallotta e gli ultra. Ieri Tavecchio ha detto bisognerebbe togliere tutti gli striscioni dagli stadi. Lo Juventus Stadium è uno stadio che garantisce un certo livello di sicurezza. Molto spesso vengono identificati immediatamente i personaggi che compiono atti non consoni. È nel proibizionismo, cioè nel levare gli striscioni, nel fare i DASPO, o serve veramente migliorare i nostri stadi e migliorare un attimino? Cosa ne pensi tu della situazione? No, l'unica soluzione è costruire 20 Juventus Stadium nell'arco dei prossimi 5 anni, ma mi rendo conto che quello che ho appena finito di dire è un sogno. In questo momento soltanto a Udine stanno facendo qualcosa di serio, ma d'altra parte si sa che i friulani sono persone concrete e quindi questo è un elemento, ma la Juventus Stadium è lo stadio da questo punto di vista esemplare. Ci sono più telecamere che all'Isola dei Famosi. Tu non puoi fare un qualcosa senza venire identificato. Se vogliamo non è il massimo per la privacy, qualcuno potrebbe avere da ridire, però in compenso i papà portano i bambini serenamente allo stadium, perché allo stadium non succede sostanzialmente mai nulla. Veramente in 4 anni ci sono state anche partite molto delicate e non è mai successo niente. Se qualcuno combina qualcosa e viene identificato e sostanzialmente arrestato nell'arco di 24 ore, noi siamo ancora qua a parlare degli striscioni sulla mamma di Ciro, ma l'identificazione di quei signori che li hanno esposti e li hanno fabbricati siamo chissà quando avverrà, e se mai avverrà. Quindi è inutile parlare di dire basta striscioni o sì striscioni, no striscioni, vuol dire spostare il dibattito veramente su un terreno inutile, perché poi si può avere un'opinione, poi dall'altra parte ci sono quelli che dicono ma la libertà d'espressione eccetera eccetera, ma sono chiacchiere. Qua servono i mattoni che per tirar su questi benedetti stadi. È
l'unica soluzione, perché con degli impianti, con delle strutture moderne, io non dico avveniristiche, ma bastano semplicemente che siano delle strutture degne di questo secolo, perché ormai abbiamo stadi che sono del secolo scorso, che banalmente mettano di fronte alla sicurezza della pena e la certezza di essere identificati. In questo modo si riduce, secondo me, dell'80-90% tutto quello che è violenza sia verbale che fisica intorno agli stadi. Se lo vogliono capire è così, se non lo vogliono capire continueremo a fare dei bei dibattiti sugli striscioni sulla mamma di Ciro. Perfetto. Guido, io ti ringrazio, sei stato veramente gentilissimo, ci sentiamo prossimamente e a presto. Grazie a te e buongiorno a tutti. Ecco, per quanto riguarda noi di Calcio Parlando, diciamo che siamo arrivati alla conclusione. Vi ringrazio, sono Graziano Campi, in diretta dalle frequenze di Radio Padania Libera. Ci sentiamo lunedì prossimo. Arrivederci. Avete ascoltato Calcio Parlando.